Siamo in cima al Casteller di Mercato Vecchio, dove in epoca medievale sorgeva il castello medievale di Montebelluna. Questo infatti è un sito molto importante per la città di Montebelluna. E adesso vedete un bellissimo prato, un bellissimo giardino, ma guardando con attenzione si possono anche scorgere i resti delle antiche mura medievali. Si dice che qui sorgesse in epoca protostorica, quindi circa 3000 e passa anni fa, un castello ancora più antico, un cosiddetto casteller del protostorico. E noi di strutture di questo genere non abbiamo ancora trovate, però in effetti negli anni '80, scavando la cisterna dell'acquedotto che vedete dietro me, sono stati rinvenuti durante i lavori dei frammenti ceramici proprio del periodo giusto per i castellieri protostorici di cui si parla. Diciamo che al momento non ci sono conoscenze certe, non ci sono ricerche in corso, però se io dovessi impostare una ricerca sui castellieri protostorici di questa zona, partirei sicuramente da qui. Questi sono i reperti rinvenuti durante lo scavo dell'acquedotto e sono dei frammenti di ceramica apparentemente insignificanti, ma che in realtà all'occhio esperto dello studioso raccontano tante cose. Soprattutto ci parlano di due momenti successivi in cui quell'area del Casteller è stata abitata, uno più antico risalente a 3300 anni fa, uno più recente che è rappresentato da questo frammento sempre di ceramica ma molto diverso, che si data a circa 3000 anni fa, quindi dopo qualche secolo. Cosa ci raccontano questi frammenti? Adesso concentriamoci sul periodo che ci interessa, che è quello dei castellieri dell'età del bronzo, della tarda età del bronzo. Questi frammenti ci parlano di una comunità che produceva vasi di ceramica, questo è ovvio, ma a cosa servivano questi vasi? Questi servivano, probabilmente erano dei vasi che erano degli scodelloni molto grandi, profondi, piuttosto grossolani, usati proprio per attività agricole, cioè per conservare il frutto del lavoro dei campi, quindi probabilmente granaglie, cereali, e quindi ci parlano di una comunità che faceva anche cose non molto diverse da quelle che fanno i contadini attuali, gli agricoltori. Coltivavano i campi e probabilmente poi commerciavano, si relazionavano con le popolazioni circostanti. Parliamo dell'orologio solare di Montebelluna. Siamo in un luogo, Castelliere di Santa Lucia, Biadene, che per me è magico. È magico perché qui le evidenze archeologiche, le teorie scientifiche e le leggende si sovrappongono. Ci sono dei siti dove sono stati identificati questi castellieri, che sono dei promontori di cui non si ha la certezza di quale fosse l'utilizzo. Ma il professor Romano dell'Università di Padova, docente esperto di archeoastronomia, qui a Montebelluna e in altri luoghi del Montello definisce una teoria accreditata che è quella appunto dell'orientamento di questi siti secondo i solstizi d'estate, d'inverno e gli equinozi. Da questo punto possiamo vedere d'inverno, 21 dicembre, solstizio, il sole sorgere sul Castelliere di Biadene, andare a mezzogiorno sul Castelliere di Trepini, tramontare sul Castelliere di Mercato Vecchio. Questo è un dato scientificamente comprovato ed è suffragato da ritrovamenti archeologici certi. Cos'è che è leggenda? È leggenda il fatto che si ritiene che gli antichi Celti, durante la notte più corta dell'anno, oltre a misurare l'anno, e quindi fosse il loro capodanno, facessero anche un rituale durante il quale spegnevano tutti i vecchi fuochi, rimaneva completamente il buio, per poi ripartire con i nuovi fuochi per il nuovo anno. Durante questa notte più lunga dell'anno si mettevano in contatto col mondo dei morti e rievocavano gli spiriti dei defunti. Per spaventare gli spiriti dei defunti si travestivano con pelli di animali e maschere orribili e per qualche giorno, suonando dei campanacci e strepitando e correndo per il bosco, tentavano di esorcizzare i morti. Sopravvive da questa leggenda una usanza che ancora è presente in Alto Adige, in Austria, in Friuli, che è quella dei Krampus, che vengono associati adesso all'arrivo di San Nicola, quindi Babbo Natale, e vengono giù a spaventare i bambini cattivi.